Salotto. Allora signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti qua a Salotto, un'edizione particolarmente deluxe, particolarmente raffinata. Siamo qui in diretta dal lab, dal sottosuolo, dico in diretta perché stiamo sia registrando per la radio che poi che andrà su Radio Flash, che contemporaneamente sulla pagina Facebook di Corto Corto, ma questa sera abbiamo un menù molto particolare. Vengono a trovarci intanto una band che io ho visto nascere, anche se non sono giovanissimi, però li ho visti nascere, e stiamo parlando del Tusco, che verrà qui. Il Tusco, fatemi un applauso da soli, almeno così, una cosa proprio. Poi avremo il piacere, una cosa che non abbiamo mai praticamente ospitato, non abbiamo mai avuto il piacere, ma siccome lui è un personaggio veramente particolare, siamo riusciti a intercettarlo, perché stiamo parlando di un mago, di un esperto, di uno scrittore anche, di un esperto di basking. Ladies and gentlemen, questa sera qui con noi c'è Mr. David. Vai Tusco, vai. Ma tutto questo non è ancora niente, perché abbiamo il ritorno, almeno per il pubblico qui del Salotto, perché più o meno è successo un annetto fa che ci siamo incontrati per la prima volta. Già ci aveva colpito il titolo di questo disco, che diceva di stare zitti perché era un Tacet, però insomma ce l'abbiamo invece, anche se non è in perfetta forma, perché sei un po' influenzato, ma queste sono cose che succedono. Vi raccomando, un grande applauso per il nostro Leonardo Gallato. Buonasera a tutti. Allora, benvenuto. Intanto dai, ti abbiamo fatto un regalo perché ti abbiamo fatto conoscere il Tusco. Stasera tu non lo conoscevi. Che gran regalone, ma infatti devo ringraziarti, Mao. Io dovrei fare poi questa cosa qua di agenzia matrimoniale tra musicisti, perché poi potresti avere un grande futuro. Potrei avere un futuro. Vabbè, adesso io l'ho messa subito in cacciara, ma invece sono molto contento che ci sei venuto di nuovo a trovare, perché ci aveva molto colpito la tua esibizione la scorsa volta che sei venuto al Salotto. Era appena uscito il tuo lavoro, che si chiamava appena uscito, sì, che si chiama Tacet, che anche però qui questa sera, che è ancora attualissimo, che vi consigliamo, e c'erano tutta una serie di tematiche che sono venute fuori. Chissà nel frattempo cosa hai maturato, perché so che stai lavorando con un disco nuovo. Un altro, sì. Quindi noi stasera sentiremo anche qualcosa. Vi faccio ascoltare qualcosa di nuovo pure. Sai che qua ci teniamo all'inedito, quindi stasera ci farà l'inedito. Ma con che cosa cominciamo? Cominciamo con la traccia che apre il disco, Viento. O Viento. Che sarebbe quindi il vento, signori e signori, che qua non c'è, però ce lo immaginiamo con Leonardo Gallato al Salotto. Oggi con terra ritornate, dopo vento va pasciuto, ora con vento si n'acchiuto, e aspettate l'oggi fortunati, viermi con terra camminate, terra e fango da mangiato, cacucchito cianture dannati, e ciancini morti senza vento, capuluzzi lissati. Ciuscia, più forte da stasera, netta sarà l'aria la mattina, nette tutte portecate. Oggi con terra ritornate, dopo vento va pasciuto, date pure a me st'aiuto, per ritornare e gigliati, viermi con terra camminate, la gente di morti senza luci, date pure a me sta voce, datemi la vento che mangiate, vento, capoluzzi lissati. Ciuscia, più forte in stasera, netta sarà l'aria la mattina, nette tutte portecate.
Grazie. Uvientu, questo è Leonardo Gallato, il primo brano che hai presentato qui questa sera, dove insomma è già venuto fuori che tu hai questa passione per il delay, diciamo, sulla chitarra, quello così, Ma memory sì, man. quello che capita, Quello se che il delay, il capita. reverso, Quello se che il capita. distorsore, quello che ci abbiamo usiamo. Quello che capita, quello che capita. Però diciamo in questo caso ti sei fatto un set per riuscire a crearti, come dire, un suono che ti piace anche arrivando da solo, diciamo. Esatto, ovviamente perché il disco non sono da solo, non sono in solitaria, sono in quintetto, quindi diciamo che però mi muovo parecchio da solo e devo ovviamente ovviare al problema. Insomma, È chiaro, è devo Ovviare il problema e quindi ridurre, o meglio, rendere rendere in modo diverso in modo quello che è sul disco, sì. Allora, questo era, diciamo, Vientu era un brano che apparteneva al disco che insomma hai pubblicato, che si chiama, abbiamo detto prima, Tacet. Adesso ci fai sentire qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito. Vi faccio sentire qualcosa di inedito, vi faccio ascoltare il primo brano che ho scritto a Torino. Perché? Così. Poi ne andiamo. Primo che sei scritto a Torino. Perché sì, vabbè, tu lo sai, sto un po' in giro, eccetera, faccio sta vita da zingaro, da nomade, ma ultimamente sto a Torino. Più sovente, diciamo. Più sovente, Più esatto. sovente. Adesso non andiamo a sfruculiare, chissà come mai, è stata una bella piemontesina, una cosa così. No, ti piace giocare a show. Vabbè, questioni tue adesso. Ne avevamo già parlato però, principalmente vabbè, per la esatto, musica, esatto, se ti per ricordi. la musica, però mi sembrava che ormai... Per la musica sì, perché Torino comunque continua a essere la piazza più dinamica a livello musicale in tutta Italia. Cioè, girando mi è sembrato di vedere questo e sono felice di essere qua per quanto riguarda la musica. E poi perché quando non faccio il musicista capita che io faccia l'insegnante di lettere. Sì. Mi chiamano da qua perché sto in questa graduatoria qua in provincia di Torino che ho scelto per la musica. Per la musica, è chiaro, che hai scelto per me. È tutto un giro strano. È un giro però. strano nella mia mente. No, è chiaro. Ha poco senso anche nella mia mente. No, però funziona, diciamo, perché almeno diciamo funziona, che quello è il lavoro. E questo è il primo brano che tu hai scritto arrivando qua a Torino. Ho scritto proprio a Torino, sì. Quindi vediamo che effetto ti ha fatto quindi Torino. Diciamo che era un periodo in cui praticamente che succede, Diego? Che c'è? ma adesso Dimmi a quello- papà. Perché lì hanno sto vino che, hai capito, è molto sincero. Poi ha trovato, vabbè, degli altri amici che lo vedevano da molto tempo. Adesso se no ci mettiamo a raccontare. Era rimpatriata, dopo sì, quando no. viene sul palco gli faccio Poi anche li voglio lui conoscere anch'io, sì. Esatto, figurati, devo ancora suonare. No, ma questo brano lo scrissi in un periodo l'anno scorso in cui a Torino non ha fatto altro che piovere. Sì. Cosa che invece adesso non succede più, vedi che è una città varia. Varia molto, però un freddo c'è sempre. C'è sempre. Chissà se- No, pioveva, era da mesi che pioveva e c'avevo questa pioggia che mi sbatteva sui vetri della finestra, no? Sì. In questo monolocale non bellissimo, quindi Torino è una città molto melanconica, ti fa sentire parecchio solo, no? Quindi la pioggia che batte da mesi su sto monolocale, Sì, eccetera. quindi t'ha fatto un effetto Insomma, è un po' effetto un po' grigio, di ecco, solitudine. un po' grigio, Quindi sto brano parla di questo, di distanze, parla di distanze, di affetti che stanno distanti e cerca di ricreare un po' questo sbattere continuo della pioggia mossa dal vento, insomma, musicalmente. Ci prova. E come si intitola? Previsioni. Previsioni, questo mi sembra ottimo, facciamole tutti quanti insieme. Previsioni, Leonardo Gallato. Giovi e i maghi corrono come se niente forno terra lontana Parisi che mi chiama ne sonna parlo sta lingua ne sonna
i previsioni riconosco che giove in tutta Italia. Rata casa, ma casa, ma carica o nord. Lascia giovere un problema, non è un giovere. Lascia giovere che non si canenti, ma è cercare e avere ute tu rata casa a riparare ti. Ora casa ci ubietto tu e alla casa ora che si lontana mi gioviringia. Grazie. Oh, questo diciamo è un pezzo e scrivi proprio per il baritono, diciamo, come voce, scrivi per questo. Proprio per quello, ma oggi non ci entro. Quindi a me viene, diciamo così, in maniera così prosaica in mente, che ne so, i Crash Test Dummies, ti ricordi quelli, per intenderci. Quindi su questo suono così baritonale, così, però tu poi canti sempre, diciamo, sempre in siciliano, come questo? In dialetto. Sni. No, non sempre. Sul disco ci sono 2 brani in italiano. Quindi ti Ben sei. 2. Minimo, È quello che capita, quello che Mau, capita. Non è una scelta. È molto di pancia, no, non è una scelta. Non è una scelta molto di però è quindi quasi come se fosse la tua lingua madre, diciamo, più il. Sono entrambe le mie lingue madri, perché la mia lingua madre ovviamente è il siciliano, perché se nasci in un posto in cui la gente parla in siciliano e la vita è in siciliano e l'italiano lo impari dalla televisione, dalla scuola, cioè, non è che la tua lingua è il siciliano. Sì, come per mio padre il piemontese, è difficile che tu gli spieghi. E poi l'italiano lo impari, e ovviamente avendo vissuto poi anni a Roma e adesso qua, insomma, sono in terra estera e straniera. Ho fatto Erasmus a Roma per anni, ho imparato la lingua, quindi adesso ormai. E quindi diciamo ti viene, come dire, naturale, anche perché ti permette anche delle sonorità sicuramente, come dire, diverse, no? Sì, diciamo che la fase di scrittura e la fase compositiva musicale sono abbastanza separate e poi provo a metterle assieme, più che altro. Quindi ho delle cose scritte in italiano, in siciliano, però magari quella in siciliano riesce a entrare perfettamente dentro quella musica che avevo pensato, mentre quella in italiano no. Certo. O anche viceversa. E nel prossimo episodio che cosa vi faccio ascoltare una cosa in italiano, dai. Nel prossimo episodio ha vinto una cosa in italiano. Come si intitola? Il titolo sembra una super cazzola, ma non lo è. Giuro tutto, ma non di essere sincero. Bella così, una canzone che sembra un po' di quelle d'amore. Andiamo a sentire. Giuro tutto, ma non di essere sincero. Questo è il brano in italiano di Leonardo Garlato. Scriverò di un diario mai letto, in cui i ricordi sbiadiscono di nascosto. Scriverò di un sorriso così timido da nascondersi in un pianto. Giurerò
non aver visto nulla. Ci lasceremo abbracciare dalla pioggia, seguendola nel fango, sporcandoci le ossa. Germoglieremo, germoglieremo, germoglieremo in vita nuova. Urlerò in fondo a un pozzo e vi scorgerò le stelle, e calandomi dentro proverò a rubarle. Giurerò, giurerò, giurerò di non aver scritto nulla. Grazie. Leonardo Gallava hai conquistato ormai il Tusco, è diventato, diciamo, poi ci faremo direttamente raccontare. Credo che È ci una sarà conquista reciproca. una conquista regionale. Ci sarà anche probabilmente un siparietto alla fine, proprio per quelli più, diciamo, notturno, molto notturno. Allora, un privé, proprio un privé, ma è già stasera un privé qua, un privé tra l'altro quasi sportivo, perché sembra uno spogliatoio, diciamo, vabbè, comunque. Allora, In che senso? andiamo poi dopo te lo spiego quando arrivano loro, che mi sento più a mio agio. Allora, Ti metto a disagio, Mao, scusa. no, Cioè, no, più a mio ti agio pare? per dire certe cose, diciamo, da film di serie B, perché insomma che siamo un po' degli afficionados di un certo tipo proprio di sì, horror, ma quasi splatter, diciamo, ma anche poi comunque anche un po' alla Lino Banfi, quindi adesso andremo poi nell'immaginario anche cinematografico, perché poi è anche un esperto di Lino Banfi è fumetti. una notizia recentissima, Vabbè, adesso Lino Banfi è un personaggio che scotta ultimamente, è vero, poi è recente, però è quello, diciamo, noi però avendo una certa età possiamo citarlo senza nessun tipo di implicazione politica, ecco, no. Evidentemente è sempre attuale. È sempre attuale, tante cose sono sempre attuali e sempre attuale anche, adesso così io faccio quelle cose da terza media, è sempre attuale anche comunque questo modo che hai di in qualche modo mettere insieme. Secondo me questa cosa di sentirti cantare in dialetto è una cosa che mi affascina molto. Adesso abbiamo sentito un episodio particolare che invece in italiano, che mi ricordava di più invece la squadra dei cantautori, insomma più alla Tenco e quant'altro. Dove ci porti adesso? Ti muovi in un posto esotico? Torniamo al dialetto. Torniamo al Torniamo dialetto? a Tacet Torniamo a Tacet, al disco che e torniamo al delay. e torniamo al delay, il mio amatissimo delay, che adesso cercherò di enfatizzare ancora di più. Il delay, tra l'altro tu c'è uno di quei delay Occhio storici. che questo un po' rientra, quindi non Non ti enfatizzarlo preoccupare, troppo perché vabbè, almeno ti ringrazio, se fischi è anche un po' colpa tua, però diciamo questo brano con delay come si intitola? il prossimo brano ho sentito la mattinata ed è uno di quei sogni che si fanno la mattina poco prima di svegliarci noi in dormiveglia, e quei sogni che ci accompagnano durante il giorno, no? Sono un po' ossessivi, diciamo. Sì.
E, insomma, quindi si parla di un sogno, di una scena in un sogno che viene reiterata e ritorna nel corso della giornata e quindi nella canzone. Perfetto, adesso l'ascoltiamo. Stanotte di, stanotte di, stanotte di, stanotte di, ti suonai, ti suonai, ti suonai, ti suonai, avevamo, 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 Luigi, 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 persino canto, persino canto, persino canto, persino canto, ma non era, ma non era, ma non era, ma non era, importante, 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 ma non era, ma non era, ma non era importante. Eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, vas una frischi come l'aria, dista, 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 mattinata, 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 eravamo soli a un certo punto, eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, tu mi vasasti, tu mi vasasti, tu mi vasasti, vas una frischi, vas una frischi, vas una frischi, vas una frischi, come l'aria, come l'aria, come l'aria, come l'aria, dista, 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 mattinata, 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 eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, vas una frischi come l'aria, dista, 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 mattinata, 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 stanotte di suonai, avevamo luce persona canto, ma non era, ma non era, ma non era importante, eravamo soli a un certo punto, eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, tu mi vasasti, tu mi vasasti, tu mi vasasti, vas una frischi, vas una frischi, vas una frischi, vas una frischi, come l'aria, come l'aria, come l'aria, come l'aria, dista, 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 mattinata, 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 mattinata. Grazie. Leonardo Capra, bellissima questa qui, io non so se fossi un DJ ti farei già un remix di quella, Remix che è già un di pezzo Mattinata dub, subito. un pezzo Infatti, dub, praticamente, su quello ho la sentito cassa questo è qua, te lo senti già praticamente alla mattina a Ibiza, è vero, te lo vedi, ti vedi lì da qualche parte sta roba. Va bene, scusa la digressione, però secondo me era effettivamente Si presta. già l'altra volta mi ricordo questo pezzo mi aveva colpito, proprio lo sono DJ, se no te lo farei, diciamo, sto remix così al volo. Va bene, allora Leonardo, abbiamo detto che comunque sei, come si suol dire qui in gergo, sul pezzo, perché stai per registrare un disco nuovo,
ci vuoi dare magari il Posso dire titolo? un'altra perla inedita. Vuoi chiudere Perla. con una perla inedita questo Dai, tuo facciamo intervento, un qui così altro facciamo uno sguardo al futuro? Sai dirci quando uscirà, più o meno, come si intitolerà? Non ne ho si sa idea. niente, non hai idea. È qualcosa che avrà a che fare con i venti. Coi 20? Sì. Con i 20. Perché ci sono già dei brani, uno si intitola Maestale, cioè maestrale, Ok. l'altro Grecale, Sì. quello che sentirete ora è Scirocco. Ah, C'è tutta una cosa dietro ai venti, insomma. cioè, un disco, Dovremmo parlarne tanto. un disco che si dà un po' di aria, diciamo. Sì, come tipo di no. spero di no, in realtà, però. No, però di sicuro, ecco, se fosse il tuo ufficio stampa bisognerebbe farlo uscire il 20 di qualche mese. Sicuramente. Sei un genio. Esatto. Poi no, ma quello perché conosco gli uffici stampa, è una cosa così, fanno proprio così. Devono trovare Però, ovviamente. è la verità. Va bene, e allora questa, diciamo, un brano che me l'hai già detto, ma mi sono perso poi nel Questo è tempo. Scirocco. Scirocco. Cerca di ricreare un po' l'ambiente da sciroccato. Guarda, qua è un ambiente Che è un po' diverso da me, è un po' diverso. ambiente da sciroccato. Io lo so che qua vuol dire qualcosa sciroccato, no, però da noi è un po' diverso lo scirocco, perché io vengo dalla parte di Sicilia, cioè quella che sta più a sud. Quindi Enna, no? Cos'è? No, proprio a sud, Caltanissetta. Rosolini, provincia di Siracusa, dove c'è Pachino, Modica, Pachino Modica. cioè la punta più a meridione dell'Europa, va bene? Sì. Quindi quando arriva lo scirocco, tra lo scirocco e voi ci stiamo noi. Cioè, okay? Quindi sì, certo. arriva sto vento caldo e umidissimo, veramente umidissimo e caldo per giorni. E quando uno è sciroccato, e quando proprio c'è sto vento caldo che rende tutto colloso e non si riesce a fare una minchia. Cioè proprio No, ma quasi come il giorno vento non c'è, e allora sta cosa qua è diventata un po' di sciroccati, giorno quelli che si creano questa cosa a livello, diciamo, solo, potremmo dire solo fumogeno, adesso non saprei come dire, comunque l'abbiamo trovato qua, scusa il paragone. Quindi questo sciroccato da noi è effetti, proprio uno è un po' fuso quando arriva lo 3 scirocco. giorni di scirocco Stai un po' non fuso. riesci a fare niente. Niente. Cioè tu stai il giorno e sta giornata ti passa senza fare niente. E però tu arrivi la sera e la tua mente è riuscita a sognare, a vagare, insomma, veramente a creare delle cose incredibili, no? È un pezzo che parla di questo scirocco e se mentre c'è lo scirocco vi state innamorando, se è proprio fottuto, insomma, è questo un po' il senso. Poi è un brano che mi porto da un po' dietro perché è un brano che mi fa pensare a casa, ovviamente. E, insomma, ultimamente casa, diciamo che quel tratto di mare che lo scirocco attraversa ultimamente ha un po' di problemi, Certo. sfortunatamente, quindi mi piace portarlo in giro anche e soprattutto per questo, dato che diciamo che le cose non dovrebbero andare così. Ah, sicuramente. Fallu pinna, pinna vota, fussi solo stavolta. Fammi compagnia stanotte da sti giorna di scirocco. Unisonna diventano pensieri e non ti sei scurtare.
ci fari pensare. È tempo perso solo quando non allontanare. Fammi compagnia stanotte in sti giorni di scirocco. Fammi perdere tempo e non mi ci fare pensare. È tempo perso solo quando non ama allontanare. Leonardo Gallato, Grazie. grazie mille. Grazie Mao. Grazie a te. E per stasera però non è tutto, perché insomma ci sarà una sorpresa più Chissà. tardi. Adesso facciamo un brevissimo proprio cambio palco, brevissimo, perché è il momento di presentarvi qualcosa di particolare. Tra poco qui adesso ti stacco, tra poco qui abbiamo, signore e signori, Mr. David.